Eretta nel sestiere di Castello all'inizio del 1500, la scuola dalmata dei Santi Giorgio e Trifone è un po' fuori dai grandi flussi turistici che attraversano la città, ma oltre a testimoniare la lunga storia di relazioni strettissime che legano Venezia e la Dalmazia, custodisce diversi tesori, tra cui un notevole ciclo pittorico del Carpaccio. L'eccezionale acquatta del 12 novembre ha colpito anche qui. E noi abbiamo avuto circa 40 centimetri di acqua all'interno, praticamente tutte le parti lignee hanno dovuto essere pulite e con l'acqua dolce, e adesso stiamo disponendo di trattamenti per togliere la salinità. Abbiamo avuto tutto il pavimento della sacrestia e della cancelleria sollevato e mosso perché gli listoni di larice, quindi si è completamente mosso. Come spesso avviene a Venezia, anche per la scuola dalmata si è immediatamente avviata una gara di solidarietà. Sabato e domenica mattina si sono mobilitate le guide turistiche veneziane. Abbiamo organizzato delle visite guidate gratuite che noi offriamo gratuitamente, ma in cui chi viene è richiesto di lasciare un contributo per appunto le difficoltà e l'impegno economico che deve sostenere la scuola in questo momento. All'interno poi prosegue l'attività di restauro finanziata da Save Venice, l'associazione no profit americana che dall'Acqua Granda del 1966 è impegnata nel salvataggio del patrimonio storico e artistico di Venezia. Abbiamo iniziato con il ciclo di Carpaccio, dei quadri della scuola, il primo quadro, adesso è un restauro. E poi quando c'era l'acqua alta invece abbiamo un po' cambiato il nostro impegno di anche aiutare con i danni quella scuola, sui pavimenti, sui banchi e dei danni sulla facciata. Siete impegnati anche in altri luoghi di Venezia in questo periodo? Sì, avevamo già i cantieri prima dell'acqua alta a Torcello sui mosaici, la chiesa di San Sebastiano, l'assunta di Tiziano ai Frari e poi con l'acqua alta abbiamo aggiunto altri impegni.